Ho ricevuto tra l'altro tantissime telefonate da parte dei nostri colleghi imprenditori, da parte anche degli altri presidenti che hanno avuto l'opportunità, la fortuna insomma di conoscere Luciano, il quale è sempre stato un amico dell'associazione, sempre molto impegnato, molto presente. Dinamico, pratico, ma con progetti che diventano realtà. Luciano Miotto, sandonatese, con il cuore trevigiano, per tutti è così, sia nella sua azienda di Cessalto che nel suo impegno associativo. Ingegnere elettrotecnico, sviluppa l'Imesa, l'azienda di famiglia, oggi leader nel settore delle lavanderie industriali. Una passione anche per il radiocontrollo, e non a caso il suo ultimo progetto è far dialogare la lavatrice di casa con il resto degli elettrodomestici in una visione digitale che l'aveva portato nel CDA di Treviso Tecnologia, azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso. Impegno professionale ma anche passione sociale, con la vicepresidenza di Un'Industria Treviso, la presidenza nel settore metalmeccanico. Poi il salto in Confindustria Veneto fino alla vicepresidenza di Federmeccanica in Confindustria Nazionale. Un volto noto a tutti ovunque, a Treviso come in Veneto e anche a Roma. Da parte di tutti noi insomma c'è veramente una profondissima tristezza. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini all'impresa e adesso è un po' il momento di aspettare, il momento del silenzio. Un silenzio carico di ricordi per la Presidente piovesana, con una frase particolare diventata un vero e proprio motto. Sempre presente, sempre propositivo, sempre allegro, un gran sorriso e, insomma, e quando parlavamo così diceva Maria Cristina, no, dobbiamo far di più. Ecco, io insomma me lo porto nel cuore sempre con questo messaggio che bisogna sempre cercare di fare qualcosa di meglio.